Allora Francesca, dal postone in settimana aveva detto ottimo incrocio di coppa per verificare i progressi fino a qui. Sinceramente sembra quasi un passo indietro rispetto alle altre partite. Se arrivi 2 volte al tiro nei 90 minuti, sia nel primo tempo che nel secondo tempo, verso la mezz'ora magari c'è qualche problema. Sì, sicuramente oggi non abbiamo dato prova di quello che è il Vittorio. E merito anche la squadra avversaria, perché abbiamo sicuramente delle colpe nostre, ma penso che affrontare l'Inter in questo momento, che penso abbia una forma fisica ottima, è una squadra quadrata e abbiamo fatto davvero fatica a trovare spazio noi. Un po' abbiamo subito il loro alto ritmo, di conseguenza abbiamo fatto una partita tutto in negativo, perché non abbiamo portato fuori il nostro gioco. Di conseguenza noi soffriamo queste cose, quindi è stato matematico subire così tanto e concludere così poco. Ora testa del campionato completamente, visto che siamo usciti dalla Coppa, senza soste verso la sfida di domenica prossima contro il Virtus Padova. Sì, la Coppa si sapeva che era o dentro o fuori, ci siamo tolti un impegno, peccato, perché comunque volevamo portare avanti tutti gli impegni al 100%, e adesso sicuramente non si molla niente, perché comunque sia il campionato è il nostro primo obiettivo, non lo nascondiamo, e niente, bisogna tornare testa al campionato sicuramente con una mentalità un po' più positiva. Ecco, mi aspetto questo in settimana. Allora Sara, ottima prestazione la tua, condita da almeno 4 interventi importanti sui gol, però non potevi fare altro. No, ho provato a fare tutto il possibile, come credo il resto della squadra. Siamo state distratte tutte dalla prima all'ultima, gol che potevamo evitare, ma insomma è andata così, ci servirà da lezione, spero. Hai richiamato spesso le tue compagne, ma secondo te cosa è mancato al Vittorio Veneto oggi? Oggi, il primo tempo è la convinzione. Siamo entrate più molle del solito e quando il secondo tempo ci siamo un po' riprese, evidentemente è stato troppo tardi. Poi magari non aver messo subito dentro un gol che avrebbe riaperto la partita ha condizionato anche la gara. Però abbiamo fatto una prestazione che insomma potevamo fare meglio. Ora testa completamente al campionato, domenica c'è il Virtus Padova. Sì, domenica c'è il Virtus Padova e come tutte le partite adesso non dobbiamo mollare neanche una, il nostro obiettivo è quello, lo sappiamo tutti, dobbiamo raggiungerlo, quindi dobbiamo dare il tutto per tutto a tutte le partite adesso da qui alla fine. Allora mister, dicevi di volerle vincere tutte, oggi non è andata così. Una nota positiva, ottima prestazione di Ferin, quella negativa, la non voglia della squadra di giocare oggi. Sì. Mettiamola così. Sì, intanto diamo merito all'Inter, che è stata una grossa partita impegnativa per noi, ci ha messo subito sotto dal punto di vista della prestanza fisica, sicuramente ha dimostrato di avere grosse qualità, quindi i nostri demeriti sicuramente sono causa della loro grossissima partita. È chiaro che poi noi, secondo me, non siamo veramente entrate con la cattiveria che ci ha contraddistinto nelle partite clou. Secondo me questa lo era, quindi io mi aspettavo, anche perché in settimana l'abbiamo preparata in un'altra maniera, mi aspettavo veramente una reazione più importante da parte della squadra. Ripeto, onore a loro, noi adesso dobbiamo veramente pensare dove dobbiamo crescere, pensare alla prossima partita, che ormai la Coppa è andata, quindi il campionato adesso ci aspetterà 9 partite, tutte importanti. Certamente l'Inter ha tirato fuori un'ottima prestazione sia in fase di impostazione che di fraseggio. Quello che è mancato al Vittorio Veneto, impostare il gioco. Sì, sicuramente, proprio in virtù del fatto che loro ci hanno aggredito molto e anche abbastanza alte, siamo andati abbiamo perso un po' le misure, non siamo stati in grado di ripartire, poi viene il timore di sbagliare il passaggio, quindi ci siamo veramente limitati poi a subire. Nel secondo tempo loro sono un po' calate, noi abbiamo provato a giocarla, specialmente sulle corsie esterne, e quindi qualcosina di più abbiamo fatto, anche se non siamo riusciti fondamentalmente ad andare in conclusione. Vorrei però ricordare una cosa, gli ultimi 20 minuti ha giocato una 2002 e io veramente
vorrei dare a lei un plauso perché ha dimostrato di volere, di avere fame, di dimostrare di esserci dall'inizio alla fine dei suoi 20 minuti, quindi io mi aspettavo forse una partita di questo genere da parte delle altre componenti. Ripeto, ci sta un giro a vuoto, oggi è andata così, anche, ripeto, per il merito dell'Inter. Siamo con Mr. Bergifker, se non sbaglio. Allora mister, una prestazione convincente per tutto l'arco dei 90 con ottima circolazione di palla e buoni fraseggi in fase di impostazione. Sì, è vero, siamo molto contenti, abbiamo giocato contro una grande squadra perché si è visto che anche voi siete una grande squadra, per fortuna il risultato è venuto del nostro lato, per fortuna per noi ovviamente, abbiamo dimostrato essere all'altezza di giocare contro la prima dell'altro girone. Ottavi di finale ora contro il Tavagnacco, come si aspetta questo turno prossimo di Coppa Italia? Noi aspettiamo bene, ce la giochiamo, è vero che loro è una squadra con tantissime storie in Serie A, ma io credo che saremo all'altezza e per noi, come l'ho detto prima, è un onore giocare contro una squadra così con queste storie. Testa comunque fissa ancora il campionato con un finale di stagione tutto da vivere. Sì, mancano 9 partite nel quale noi dobbiamo fare il nostro lavoro e aspettare uno sbaglio del Valpolicella. Noi fisicamente stiamo bene, calcisticamente stiamo bene, allora dobbiamo continuare a lavorare così, che in settimana il nostro slogan è quello, lavoro. Noi lavoriamo le partite, se vengono risultati meglio, siamo contenti che le cose stanno andando bene. Grazie mister e complimenti ancora. Grazie, complimenti a voi e aspetto l'anno prossimo rivederci in Serie A tutti insieme. Grazie mister. Alla prossima, grazie a voi.